Scatman's World. Ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su Pro Cycling Manager 2013. Ragazzi, terza tappa del Tour de France, Ajaccio Calvi, 146.6 km. Allora ragazzi, in questa tappa ho deciso di cominciare anche la scalata verso il Gran Premio della Montagna, la maglia Pua. Allora, classifica provvisoria vede Sanchez primo, poi a 20 secondi Iglinski, Puslang, ma Vincenzone Nibali dov'è? Ok, 20 secondi, ok, perfetto. Allora, Montagna 7 punti per mercato, Iglinski 2, quindi Iglinski ha già dei punticini. Con chi possiamo andare? O Iglinski o Puslang? Perfetto, molto buona, attenzione. Vediamo, okay, andiamo con Iglinski per la classifica di montagna, corsa 3D, andiamo. L'outsider di oggi è Vincenzone Nibali e Iglinski, eccoli qua. I favoriti Rodriguez, Betancourt e Vaffancourt. Vediamo un attimo. Valverde, Sanchez. Vai ragazzi, allora portiamo il gruppo in testa, che non mi fido. Buono, e tentiamo subito i Gran Premi della Montagna. Ok, vai con Iglinski subito, non voglio rischiare. Vai Iglinski, vola Igli. Brutto tempo, 23 gradi ad Ajaccio, vento a 47 km ragazzi. Bravo Iglinski, vola Iglinski verso la gloria. Ok, ci stiamo un po' attenti qua. Vediamo un attimo. Ok, qua possiamo abbassare il gruppo. Molto bene. Bozic, ciao. Gasparotto, ciao. Bene, adesso dedichiamoci a Iglinski. Ok, 10 km, vediamo gli altri come sono messi in montagna. Beh dai, sono il più forte, perfetto. Vai Comendone, portiamo a casa i primi punti con il Gran Premio della Montagna. Abbiamo un vantaggio di un minuto circa, un minuto scarso. Parapappa. Ok, 41 secondi di vantaggio. Vai, proviamo lo scattino, vai Iglinski. Vai Iglinski, vai kazako. Il nostro kazako fenomeno. Devo stare anche attento al peloton ragazzi, perché con questo vento veramente è possibile anche perdere terreno nei primi chilometri. Ok, abbiamo un vantaggio di 40 secondi sul gruppo 2 e 16 il gruppo 2 sul peloton, quindi all'incirca un minuto. Dai, mancano 3 km ragazzi. E il gruppetto Chavanel, Lada News e Moser sono indietro. Molto bene. Vai Iglinski. Un minuto di vantaggio per Iglinski. Dai che il primo è fondamentale, soprattutto il secondo Gran Premio della Montagna di livello 2, dai. 1 chilometro e 4, dai che ci siamo. E non si è già staccato qualcuno a 1:2:47, uno dei nostri? No. Dobbiamo stare molto attenti ragazzi, dobbiamo stare molto attenti. Dai, il primo Gran Premio della Montagna è nostro intanto. Ok, perfetto. Vai di borraccia. Adesso il secondo è molto importante. Parapappa. Murajev, portaci le borracce. Dai vecchio mio. Ok, Glinski 3 punti, marcato, è ancora davanti. Stiamo molto adesso, intanto teniamo d'occhio Nibali che è più importante chiaramente. 2 minuti e 25 di vantaggio di Glinski sul peloton.
Parapappa. 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 Dai, che chiaramente sono l'Escatel che deve tirare, ragazzi, che hanno i maglia gialla, Sanchez, noi non ce ne sbatte niente, quindi possiamo andare pianino e tranquilli. Oh, pioggia, mamma mia che tempaccio, ragazzi. Tempaccio vergognoso in Corsica. Ta 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 ta. 4 minuti di vantaggio di Iglinski, molto molto bene. Tararara. Parapappa. Nibali non ha ancora freccette per la forma. 5 minuti di vantaggio di Iglinski, molto bene, qualcuno prova a tirare, ragazzi. Ok, classifica punti provvisoria, Goss in testa. 5 minuti e 24 di vantaggio per Iglinski, andiamo a vedere un po' Iglinski. Parapappa. Siamo qua in mezzo alle spiagge della Corsica. Iglinski chiaramente è bello stanco, ma 6 minuti e 30 di vantaggio. Vai di borraccia. Fuslang porta le borracce, dai Fuslang. Intanto stiamo su Nibali, che con questo vento è pericolosissimo. Attenzione, mi sono dimenticato però una cosa importantissima. Sono una pippa, è ufficiale. Portiamo. Ok. Deve proteggere Nibali, mi sono dimenticato, ragazzi, madonna. Che rincoglionito. Parapappa. 7 minuti di vantaggio di Iglinski sul gruppo, sul peloton. Iglinski è primo anche nella classifica provvisoria, ma chiaramente, ragazzi, è una cosa destinata a passare. Solo io, ragazzi, solo un uomo in fuga, incredibile. Tappa stranissima da Iaccio. Tatararara. Ok, borracce portate, molto bene. Nibali la freccetta su, molto bene. Iglinski, vediamo il buon Iglinski, è a 7 km dal Gran Premio della Montagna di livello 2, molto bene. Parapappa. Dai Iglinski, su. Ragazzi, gli obiettivi di tappa sono top 5 con classifica generale con Nibali. Non perdere minuti o secondi con Nibali e andare in vantaggio e prendere la maglia Pua con il Gran Premio della Montagna. Mamma mia che tempaccio, ragazzi, che tempaccio. Che tempaccio obeso. Come Astana sta accelerando. Io non voglio accelerare. L'Euskaltel è ancora indietro, Io però non sto tirando, ragazzi. Ok, Nibali è messo abbastanza bene. Vai, ok, Iglinski, un altro Gran Premio della Montagna ha vinto. Molto bene, bravo Iglinski. Iglinski me lo godo, ragazzi. Iglinski è primo nella classifica Gran Premio della Montagna. Molto, molto bene. Adesso c'è il Gran Premio della Montagna di livello 3. Forse la maglia Pua è nostra, anche se chiaramente c'è l'ultimo. Oh, Guardini è lontano, ragazzi. Guardini a 1 e Bodic a 1. I velocisti hanno perso terreno. Ok, il gruppo invece il pelotone è qua unito, molto bene. 6 minuti e 32 di vantaggio di Iglinski. Stiamo attenti, che basta poco per perdere, ragazzi. Iglinski ha vinto un altro Gran Premio della Montagna. Adesso qua lo mettiamo a tirare, perché tanto... Ok, tanto Fuslang, portiamo le borracce. Fusli, dai Fusli. E stiamo su Nibali. Nibali è un +3, ragazzi, è molto importante questo +3. Intanto il gruppo sta cercando di recuperare su Iglinski, chiaramente. Dai, raga, dai. Nibali è vicinissimo a Sanchez.
Ancora pioggia, ragazzi. Dai, Fuslan, muovite. Dai, che Nibali non ha più borraccia. Oppure una borraccia sì, una no, ma voglio stare tranquillo, non voglio rischiare. 4 minuti e 54 di vantaggio di Iglinski sul gruppo. Dai, Fuslan, muovite. Dai, Nibalone. Dai, Nibalone. Comunque, ragazzi, ho comprato Black Ops 2. Adesso mi deve arrivare il Game Capture. E si comincia, ragazzi, anche su Play 3, Play 4. Perché devo assolutamente registrare GTA, ragazzi. Perché GTA 5, ho visto il video, ragazzi, è una cosa vergognosa. È di una bellezza paurosa. Vai, Fuslan, muovite. Ci vanno a 3 km all'arrivo. 4 minuti di vantaggio di Iglinski. Vediamo la classifica. Iglinski è qua. Mamma mia che montagna, ragazzi. Che salita, l'ultima salita. Ok. Oh, Fuslan, ti te muovi? Ok. Perfetto. Dai, rifornimento che per Vincenzone. Rifornimento per Vincenzone. Per cortesia, riforniamo Vincenzone, grazie. Oh, meno male. Parapapala. Ok. 48 km all'arrivo, 34 per l'ultimo Gran Premio di montagna. Nibali ancora un +3. Andiamo un po' più veloci. Il peloton a 3 minuti e 16 di svantaggio da Iglinski. +5 di Vincenzo, ragazzi. +5 di Vincenzo. Stiamo calmi. È una bella occasione questa. 40 km all'arrivo ormai. E Nibali è in forma strepitosa. Possiamo vincere questa tappa, ragazzi. 2 minuti e 30 di vantaggio di Iglinski. Borraccia per Iglinski. Borraccia qua in A3. Bozic. E in A3 Guardini e i velocisti soffrono tanto, ragazzi, è normale. Sta attaccando molto la Saxo adesso. 30 km all'arrivo, ragazzi. Stiamo tranquilli, stiamo buoni. Potrei provare anche un attacco con Fuslan. A -1 però Fuslan. Aspettiamo un attimo, mancano ancora 15 km al Gran Premio della Montagna. Tanto noi siamo attaccati alla maglia gialla Sanchez. Jean Le Bon è caduto. Adesso anche il Team Sky sta attaccando tanto, mamma mia. Vai, borraccione. Proviamo un attacco con Fuslan. Voglio provare adesso l'attacco, ragazzi. Ma non ne ha tanta Fuslan. Dai, Fuslan, dai, Fusli, dai, Fusli. Proviamoci, proviamoci. C'è anche Martin, Moreno e Mollams. Vai, Fusli. Vai, Fuslan. Proviamo un attacco con Fuslan. Diluvio intanto, veramente un diluvio incredibile, ragazzi. Pozzato, Vauclair, Betancourt. In tanti provano adesso. Dov'è Vincenzo? Mamma mia. Niente, Fuslan non ce la fa. Fusli non ce la fa, ragazzi. Dobbiamo portare vicino Nibali, però. Dai, Nibalone. Dai, Nibalone.
Io ci provo, ragazzi. Vai Nibali. A 2 chilometri dal Gran Premio della Montagna. C'è anche From. Vai Vincenzo. Vai Vincenzo, proviamoci. Vai Vincenzo, proviamoci. Vai Vincenzone. Vai Vincenzone. Vai Vincenzone. C'è anche Sanchez purtroppo. Vai Vincenzone, proviamoci. Proviamoci Vincenzone. Proviamoci. Vai Vincenzone. Vai lo scattino Vincenzo. Niente da fare. Niente da fare. Parte Rodriguez. Parte Rodriguez. Non bene purtroppo. Non bene questo scattino di Vincenzo. L'è dura, ragazzi, non c'è niente da fare. Adesso discesona però. E qua possiamo sfruttare Vincenzo che è un fenomeno. Vai Vincenzo. Dai Vincenzone. Dobbiamo scattare per non perdere terreno dai primi. Vai Nibalone. Vai Nibalone. Vai Nibalone. Vai Nibalone per la gloria. Vai Nibalone per la gloria. Vai Nibalone. Vai Nibali, chi è primo? Rodriguez. Vai Nibali. Vai Nibali. Vai Vincenzone, siamo a 20 secondi da Rodriguez. 20 secondi da Rodriguez. Vai Vincenzo. Vai Vincenzo che sei fortissimo. Vai Nibalone che sei fortissimo. Stiamo su Nibali adesso. Niente da fare, Rodriguez tira, niente da fare. Niente da fare, ragazzi. Ma porca mignotta, Rodriguez se n'è andato. Vai, proviamo lo scattino, ragazzi. Ma il primo posto ormai è utopia. Cazzo, 1 minuto di vantaggio di Rodriguez. Incredibile. Vai Nibali, proviamoci. Speravo in qualcosina di meglio, ma speriamo almeno nella top 5 o nella top 3. Speriamo almeno nel podio. Vai Nibali, 1 secondo, un chilometro alla fine. Vai Vincenzo. Vai Vincenzo. Vai Vincenzo. Vai Vincenzo. Vai Vincenzo. Vai Nibalone. Tanto ragazzi, Rodriguez vince con 1 minuto di vantaggio. Era 20 secondi. Questa è una brutta notizia, ragazzi. Brutta notizia per il Comendone. Rodriguez va a vincere. Però Rodriguez in montagna a 80. Non le balle, ragazzi. Rodriguez è un strafavorito. Va a vincere Rodriguez con 1 minuto di vantaggio. Dai Nibali almeno secondo. Male. Fuori dalla top 5. Male, molto male. Sono scattato troppo in anticipo forse. Tappa 3 è un po' deludente, ragazzi, vabbè. È ancora lungo il tour. Però ragazzi, Rodriguez è veramente 1 minuto di vantaggio. Non è poco, Aspettiamo l'arrivo di tutti i ciclisti. Dai raga, dai. Ok. Vaffanculo Rodriguez. Ora vediamo i risultati. Allora, classifica globale. Allora Rodriguez primo, maglia gialla. Noi siamo con Nibali a 52 secondi dalla maglia gialla. Ben dai. Comunque Iglinski è davanti a Nibali in questo momento. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. 11esimo Iglinski, 14esimo Nibali. Ok. Nibali sesto. Vabbè, pazienza. Allora, montagna. Ok, maglia PUA per Iglinski. Nota positiva. Ai punti abbiamo Iglinski al 4° posto e Nibali all'8º. Giovani Pinot. Squadra siamo un po' indietro, 11esimi. Vabbè, comunque ragazzi siamo a 52 secondi dalla maglia gialla. Va ancora bene. Non è un problema costruire la difficoltà, è difficile ragazzi. Io sono un po' una pippa. Però per la tappa 4, vediamo la tappa 4. Oh, tappa per velocisti, cronometro a squadre. Ragazzi, faccio sempre difficoltà col cronometro a squadre. Da Nizza a Nizza, quindi tappa a Nizza. Buono raga, un saluto del Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda
veneziano, lo youtubers italiano.